Ritrovati a tutti, è il 9 aprile, buongiorno con la nostra strana rassegna stampa, ci vediamo tutte le mattine qui alle 11, vi ricordo di condividere, ciao Aldo, buongiorno, ben trovato subito, puntualissimo, grande Manuel, Daniela, ciao, ben trovata anche a te, non avevo mai visto, Mauro, tante persone nuove, ciao Giuliana, ciao Refica, buongiorno anche a Mauro, buongiorno Gabriele, siete in tanti, oggi abbiamo tante cose di cui parlare, anche se poi fondamentalmente sui giornali c'è più o meno la stessa cosa ovunque, adesso vedremo le aperture dei quotidiani, ma insomma tutti partono dal no vaccino no apri, quindi quello che ha detto ieri Mario Draghi, spero l'abbiate seguito, insomma avrete visto, adesso ne discutiamo insieme. Ciao Anna, Aldo che dice mi sembra un nuovo slogan pubblicitario, ma dove vai se il vaccino non ce l'hai? Esattamente, cioè non puoi aprire. Ciao anche buongiorno a Samantha Rossi e Rudy da Instagram, piano piano cresceremo anche lì, ma mi ricordo una volta su 10 di attivarlo. Ciao Pippo, dunque abbiamo tanti temi, quindi condividete, mi raccomando, c'è il canale YouTube, c'è il canale Telegram, lì avvertiamo sempre un po' prima, aperto un po' prima di cominciare la diretta, in modo che poi si possa raggiungere la pagina Facebook e condividete anche da qui. Allora, Draghi il più serio alla fin fine o quello che ci fa arrabbiare di più? Cioè ieri sì vaccini, sì apriamo, dice Samantha. Eh sì, l'importante è che arrivino questi vaccini. Ciao Andrea, ben trovato anche a te. Claudia, buongiorno anche a Claudia. Dunque, che cosa ha detto Mario Draghi? Non so che impressione vi siete fatti ieri, quanti di voi avranno avuto la pazienza di seguire questa conferenza stampa rispetto a quelle di Conte, devo ammettere, Conte del quale parlano oggi i giornali, parleremo tra poco. A me piacciono le conferenze stampa di Draghi, quella sottile ironia che ha il Presidente del Consiglio anche in questo momento critico, la sua mimica, non so se l'avete notato quando si gira verso Locatelli, che ieri Speranza l'altra volta ci gira tutto, cioè sembra che viva col torcicollo perenne, è fantastico, mi fa ridere, non so come posso dirla diversamente, ma mi fa ridere. Ieri ha detto molte cose importanti però, tra cui il nuovo decreto sostegno, quando riaprire, non lo ha detto, e su questo, lo dicevo poco fa, è il più serio o il meno serio? Non spara date ad minchiam come fanno magari i suoi ministri, o con serietà ha detto due aspetti, uno che è l'assoluta novità e dalla quale siamo partiti ieri sera con Ring, cioè ha lasciato intendere come da oggi continuano anche i vaccini, quindi non solo l'RT, non solo i 12-13 criteri, quanti sono ormai abbiamo perso, non solo la pressione sugli ospedali, non solo i contagi per 100.000 abitanti, ma anche quanto avete vaccinato, amici governatori. Però il problema è sempre quello, continua, insiste e torna su che cosa? Sulle accuse velate, chiare, meno chiare, insomma contro le regioni. Io non so se voi avete intuito ancora una volta questa cosa dalla conferenza stampa di ieri, ma quando dice con che coscienza tu, psicologo di 35 anni, ti vaccini quando sai che quel vaccino poteva essere dato a un ottantenne o settantenne, su questo siamo tutti d'accordo. Io credo che nessuno di noi possa, di chi è qui e segue la nostra rassegna stampa tutte le mattine, possa annoverarsi nella categoria scusate, degli altro, cioè di quelli dei furbetti oggi così etichettati dai giornali oggi, e i furbetti del vaccino. Cioè ognuno di noi avrebbe fatto, a differenza di Arcuri probabilmente, gli ottantenni, poi i settantenni, poi i fragili insieme, poi i sessantenni, dopo i sanitari, per carità, perché ovviamente bisognava mettere in protezione gli ospedali. Invece no, abbiamo fatto tutt'altro e oggi paghiamo ancora l'eredità di questo piano vaccinale e, come si chiama? E Draghi continua ad accusare le regioni su questo, come rendere obbligatorio il vaccino aggirando la Costituzione e la sentenza del Tribunale dell'Aia. Anna, abbiamo detto più volte proprio qui. Grande Giuliana, ti sei iscritta a Telegram, brava. Tanti abbiamo detto più volte qui come alla fin fine sia una sorta di obbligo indotto. Per carità, il problema è che oggi anche chi è vaccinato non ha nessun vantaggio rispetto agli altri, anche questo l'abbiamo detto ormai mesi fa, cioè che cosa? Posso andare in giro senza, se quando sarò vaccinato posso andare in giro senza mascherina? Posso stare in giro fino alle 22, oltre le 22 alla sera? No, c'è ancora il coprifuoco, ci sono tutte quelle restrizioni. Vanno denunciati per corruzione, sì, Vax, no sperimentazione, i ristori però non arrivano, le procedure sul sito dell'Inps non sono ancora attivate ed è passato quasi un mese. Paola che dice, buongiorno, ben trovata anche a te, dittatura sanitaria vergognosa, Flavio,
Accidenti, Flavio cattivissimo. Allora, voglio vedere che cosa, ricordarvi insieme che cosa ha detto il buon Draghi ieri. Una cosa che ha fatto arrabbiare secondo me tutti, cioè che cosa? E immagino le regioni, i governatori che lo hanno ascoltato in questa conferenza stampa, i vaccini ci sono, cioè per lui i vaccini ci sono. Sembra, ed è questa la cosa che mi fa veramente incazzare, che Roma, lo Stato centrale, quello che volete, non sappia quello che succede in periferia, non ascolti quello che dicono i governatori, non sappia che il Maxi Hub, quello più grande del Veneto, al Pala, come si chiama, il Pala Expo di Marghera, aperto dopo 48 ore, è stato chiuso. Pala Expo di Marghera, con una capacità di 3.000 vaccinazioni al giorno, risultato 48 ore dopo è stato chiuso. Perché? Perché non ci sono i vaccini. Allora, dove sono? Non è più un problema di vaccini. Io capisco che secondo Draghi i vaccini ci sono perché lui guarda l'orizzonte, vede aprile, adesso arrivano le dosi, a maggio sarà meraviglioso perché saremo pieni di dosi, ma adesso non ci sono i vaccini. Quindi è adesso che noi dobbiamo vaccinare, è adesso che dobbiamo mettere in protezione le fasce più deboli, è adesso che noi abbiamo bisogno di tenere aperto fino alle 20, fino a mezzanotte, fino a H24 questi centri vaccinali per chi si vuole vaccinare, e non possiamo chiudere 48 ore dopo averlo aperto il Pala Expo di Marghera che ha un potenziale di 3.000 vaccinazioni al giorno. Quindi dove sono i vaccini che dice Mario Draghi? Sarà legato al fatto che ovviamente c'è l'ulteriore macello su AstraZeneca, tant'è che oggi, sapete, da oggi in Friuli Venezia Giulia si apre la prenotazione e la vaccinazione per gli over 60, perché allora a questo punto, siccome è sconsigliato, come lo possiamo definire? Ieri abbiamo detto che si è deciso di non decidere, no? Zai ha utilizzato più o meno un'espressione del genere, cioè EMA, l'agenzia europea, quando piove resta chiusa in casa. È esattamente così, hanno fatto da scaricabarile. Quindi chi deve fare il richiamo, ha fatto la prima dose AstraZeneca, deve rifare AstraZeneca adesso. E agli altri chi ha la mia età, 40-41, che vaccino farà? Probabilmente faremo Johnson Johnson, questo un po' ce lo aspettavamo, faremo, che ne so, che cosa faremo? Pfizer probabilmente no, però ieri Draghi, o almeno oggi lo racconta Repubblica, ha chiamato il numero uno di Moderna, uno di Moderna per far arrivare in Italia più dosi, alla faccia del fatto che per i vaccini non ci sono problemi. Riaprono prima dunque le regioni che hanno vaccinato di più, e chi? Ovviamente gli ultra ottantenni, gli ultra settantenni, i fragili. Scarica ancora sulle regioni, questo ve l'ho più o meno detto. Ecco, Manuel dice questa cosa che può non essere neanche sbagliata, vile propaganda, cioè ci mette un po' di dietrologia nel fatto di aver aperto un grande... però Manuel, segnalo che se ci fossero i vaccini quel mega hub funzionerebbe, secondo me, e non per i soli richiami. Buongiorno Ferdi, ieri sera ho visto sulla Rete 4 che l'Italia ha mentito sulla pandemia, che anche i vaccini non sono così. Ho sentito che ospiti hai, saluti Fabio. Dopo parliamo di Ring di stasera. Tutto uno schifo, di Antonella. Vediamo se ci sono alcune cose positive. Due aspetti ancora. Sulla manifestazione è stato duro, e poi arriviamo al caso, al Sofagate, grandissimo Draghi su quello. Ha definito Erdogan un dittatore. Che affronto alla Turchia, che richiama adesso il nostro convoca il nostro ambasciatore Gaiani, mi pare che si chiami, in Turchia. Che affronto aver definito Erdogan esattamente quello che è. Comunque ha fatto bene Draghi. Invece sulla manifestazione di Roma ha dato una lettura che è interessante. Ieri abbiamo pubblicato il pezzo di Edoardo Alessio, sindacalista di polizia, spesso qui insomma presente alla nostra rassegna stampa sul sito ferdinandoavarino.it, là dove anche, ciao Alessandro a Instagram, anche i poliziotti solidarizzano, violenti a parte ovviamente, e quei 4 cialtroni che hanno cercato lo scontro a Roma, solidarizzano con il vero popolo che c'era in piazza, cioè quello delle partite IVA, cioè quello degli imprenditori, cioè quello l'ho detto anche ieri, del negozio sotto casa, che sono in difficoltà, che non sanno come vivere, che sono ancora chiusi, che non hanno il giro che hanno sempre avuto, e quindi non sanno cosa dare da mangiare ai propri figli. Ed è una cosa, se voi immaginate, un po' una piccola rivoluzione, dai Pasolini in poi, ma diciamo una piccola rivoluzione il fatto che i poliziotti siano vicini a quelle persone, nonostante gli scontri che sono avvenuti con qualche cialtrone. E ieri Draghi ha detto: capisco il senso di smarrimento e alienazione, voglio vedere
riaperture nelle prossime settimane. Questo deve essere il periodo nel quale andiamo verso nuove aperture, non verso nuove chiusure, meno male. Buongiorno, ma quanto è stata lunga la domanda di Cecchi Paone sulla digitalizzazione? Matteo, sì, oggettivamente l'ho notato anch'io. Per lui tempi biblici, gli altri giornalisti invece tempi contati per formulare domande. Sì, secondo me un po' di nervosismo anche da parte di qualche collega c'era. A che punto sono le cure monoclonali? Si usano dappertutto più o meno, si usano in Friuli Giulia, si usano in Veneto da tempo. Ieri però purtroppo anche sul famoso cura al plasma è uscito uno studio, mi pare un'agenzia, poi tra l'altro ieri pomeriggio, che dice che una volta che c'è un'infezione purtroppo la cura al plasma non serve proprio più a niente, quindi quando si aggrava la malattia la cura al plasma non serve più. Quante volte abbiamo quella è la soluzione, col cavolo. Sul turismo anche prima di maggio spera di riaprire, ha detto Draghi. Ho chiesto al ministro Garavaglia di avviare anche un'analisi, una proposta insomma sulla riapertura delle fiere, che è molto importante, e poi ancora ha parlato del piano di resilienza, del recovery fund, delle infrastrutture, e poi due cose. Mentre Salvini chiede di fare un nuovo decreto sostegno, insomma nuovi soldini per 50 miliardi, quindi molto di più rispetto all'ultimo decreto, cosa confermata da Draghi, saranno soldi in più, lo ha detto anche Franco, rispetto all'ultimo scostamento, i soldi messi per i sostegni, Salvini chiede 50 miliardi. E sulla polemica tra Salvini e Speranza, quindi Salvini che bersaglia sempre il ministro Speranza, che ha detto Draghi, fantastico, ieri sera abbiamo commentato anche a Ring, Speranza l'ho voluto io e lo stimo molto. E ho molta stima di lui. Allora, il Gazzettino oggi riapre chi vaccina di più, infatti come vi ho detto, Corriere, sono tutti uguali, basta furbi vaccini agli anziani, Corriere del Veneto, anziani vaccinati, noi virtuosi, quindi parla del Veneto, su Repubblica, vaccini agli anziani, poi si apre il piccolo vaccino ai sessantenni, perché come ho detto è oggi l'apertura diciamo di questa chiamata anche per il Friuli Venezia Giulia che coinvolge i sessantenni. Oggi sapremo i colori, quindi è venerdì, vedremo che cosa succede da martedì, dovrebbe restare arancione ovviamente il Veneto, anche se Zai ha detto abbiamo numeri colori da giallo, vedremo, ma non si diventa gialli almeno fino alla fine di aprile. Forse, vedremo se si migliora, invece potrebbe diventare molto probabile arancione il Friuli Venezia Giulia. Le isole Covid free, ne abbiamo parlato ieri, oggi si torna, l'ho visto da qualche parte, lo condivide l'idea il ministro Garavaglia, ministro del turismo. E per quanto riguarda Federica, sapete, l'abbiamo anticipato ieri sera, ma si sa da tempo, potrebbe lui oggi diventare il nuovo presidente della conferenza delle regioni, cioè il presidente dei presidenti di regione, quel ruolo che oggi è ricoperto da Bonaccini oltre mandato e che ha chiesto venga votato con unanimità da tutti i governatori. Quindi oggi Federica potrebbe ricoprire anche questo ruolo. Intanto ieri sera Riccardi in apertura di Ring su Tele4, e ci torniamo stasera, ha detto che il Friuli Venezia Giulia ha un RT da giallo, una pressione sugli ospedali da rosso, quindi forte preoccupazione, e invece dei contagi per 100.000 abitanti da arancione. Meraviglioso. Questo è, diciamo, il semaforo Friuli Venezia Giulia. Immaginate voi che colore saremo, immagino arancione. Venezia Covid free, speriamo, ma tanto speriamo che tornino i turisti. Ho sentito infatti che Federica vorrebbe tornare arancione. Ho capito Giuliana, ma questo non dipende da lui. Sulla categoria altro, ma veniamo subito al Sofagate, insomma adesso, mi pare il Corriere oggi fa un bel articolo con tutte belle intenzioni, poi in realtà si scopre che c'è molto poco in questo articolo, se non citare quali sono le regioni meno performanti, o meglio quelle con più furbetti alla categoria altro, cioè vaccinati che non c'entrano col piano vaccinale, e ci sarebbe in testa la Sicilia, poi la Campania, la Calabria, la Valle d'Aosta, oltre 2 milioni di vaccinati che avrebbero saltato la fila prevista, la fila quella della coscienza secondo Mario Draghi. Il problema è che non si deve governare con la coscienza, si deve governare con delle decisioni, con delle regole, lo diciamo da tempo, e non può scaricare sempre sulle regioni un piano vaccinale che è stato rifatto soltanto il 10 marzo, poche settimane dopo l'arrivo di Draghi senz'altro, e che fino a quel momento seguiva quanto deciso da Arcuri, che prevedeva delle categorie essenziali, quindi gli insegnanti. Allora che facevano? Interrompevano tutti gli insegnanti perché erano arrivati a un terzo, a metà, chi aveva iniziato a vaccinare i magistrati,
chi aveva fatto pressioni per vaccinare altre categorie, e questo è il problema. Cioè abbiamo, lo diciamo tutti i giorni qui, lo diciamo tutte le sere a Ring, abbiamo ereditato un piano fatto male e che giustamente per assurdo non poteva partire, secondo alcuni e gli altri, dall'età, dall'anzianità. I ricatti, non so cosa intendi Luisa. Ma se Draghi dice che i vaccini ci sono, perché non ha detto dove, o aspettiamo l'Alpino Figliuolo, il generale? Lo so che non dipende da lui. Allora, Morra, a proposito, ricordate il presidente della commissione antimafia, quello che si è presentato urlando e minacciando di fatto in un centro vaccinale, facendo venire attacchi cardia al medico che era lì in Calabria, voi non vaccinate gli ottantenni, non era un caso familiare perché tutti i suoi familiari erano vaccinati e poi spiegato, ma insomma è stato nel centro delle polemiche per una settimana. Bene, cosa dice? Che è convinto che i vaccini siano strumento di potere e consenso delle mafie, e quindi vuole questo dato di vaccinazioni, soprattutto per gli over 80, eccetera, provinciale. Sta cercando di innescare un'indagine per capire se davvero questo sia un modo per cercare voti, un modo per controllare il territorio. Non è, secondo me, un ragionamento tanto sbagliato, e correttamente sarebbe bene andare a indagare su questi aspetti. Se non ho capito male, ieri la Lazzarin ha dichiarato che in Veneto vacciniamo anche chi per lavoro proviene da altre regioni. Non ho seguito bene tutto questo aspetto, mi pare avesse già detto qualcosa di simile anche nei giorni scorsi. È chiaro che poi insomma c'è una comunicazione tra i dati, no, delle diverse regioni. Il Sofagate, questo è fantastico perché addirittura la frase di Draghi non me la ricordo, ma lui dice che noi dobbiamo avere a che fare con queste persone, benché siano dittatori, spiegando per bene la nostra ragione, ma perché comunque per esigenze anche di crescita dei nostri paesi, esigenze di rapporti con il nostro paese, dobbiamo avere rapporti, dobbiamo avere collaborazioni, come le possiamo definire, con questi che sono dittatori, e lo dice con estrema chiarezza. Apriti cielo, questi si offendono, perché chiaramente lui era mortificato, Draghi, dispiaciutissimo per il modo in cui è stata trattata Ursula von der Leyen, che resta in piedi. La Turchia convoca il nostro ambasciatore perché appunto è stato definito dittatore giustamente Erdogan. Cosa dice? Le sedie, erano d'accordo col cerimoniale, le sedie sono state disposte secondo i desiderata nella riunione pre-incontro, fanno sapere. Cavusoglu, che è il ministro degli esteri turco, non esiste un Draghi che dice, fa una dichiarazione populista. Lui che è stato nominato, dice il ministro degli esteri turco, a differenza del nostro Erdogan che è stato eletto. Avete capito? Quindi noi dobbiamo imparare, diciamo, la democrazia in questo momento dalla Turchia, dal suo modo di trattare le donne, dal suo modo di approcciare la democrazia e le elezioni. E quindi siccome Draghi è stato nominato, noi siamo una dittatura evidentemente più rispetto alla Turchia, che invece Erdogan lo ha eletto. Cosa dicono ancora? E chiudiamo. Il ricatto mi sembra ovvio: finché non vi vaccinate non apri i cancelli. Libertà addio, democrazia addio. Buongiorno, oggi sono in ritardo. Male Nadia, condividi. Allora, due aspetti, voglio arrivare poi a Trieste. Uno riguarda il Veneto ancora, il 77% degli over 80 almeno una dose. Aprile si chiude, invece come si chiama, Riccardi, per quanto concerne in Friuli Giulia, ci ha detto ieri sera che entro la prima settimana di maggio si chiude in Friuli Giulia con gli over 80 e larga parte degli over 70. Veneto è secondo per somministrazioni con 45,6 ogni 10.000 abitanti, sopra c'è la Toscana con 50. Il Corriere del Veneto oggi parla dei camping e a luglio è già occupato il 50%, ora servono le certezze sui spostamenti, sui confini, e quindi attendono Garavaglia che parla di apertura per il 2 giugno. Fantastica Carfagna Repubblica che si accorge della piazza e dice che là c'erano dei professionisti della rivolta, che però va anche ascoltata, lì c'era anche tanta angoscia.
Il Movimento 5 Stelle intanto con Conte, Draghi schiaffeggia il sultano, bene fa, no, che dove ero arrivato Paolo, come fa Draghi a difendere Speranza? Paola, e dice che l'ha voluto lui e che lui ne ha tanta stima, che ci possiamo fare, così dice Draghi. E cerca di chiudere evidentemente la polemica con Salvini, che ieri aveva incontrato per circa 3/4 d'ora. Il Movimento 5 Stelle intanto ha con Conte che non decide, cioè immaginate che cosa è cambiato, diventa il leader del Movimento 5 Stelle che fa Conte e continua a non decidere, non decide sul doppio mandato, che fa, ascolti Grillo o meno, non decide sulla nuova piattaforma di voto, oggi c'è la tensione molto forte con Casaleggio che verrà defenestrato, l'abbiamo già detto molte volte, ma ci sono tante piattaforme di e-voting, cioè voto elettronico, dice oggi il Gazzettino, non decide sulla dirigenza dei competenti, cosa che ha fatto arrabbiare qualche grillino che evidentemente di sé pensa di non avere nessuna capacità per ricoprire quel ruolo, e quindi dicono: ma allora noi chi siamo, grillini di serie B? Questo pazzo vuole soltanto i competenti, com'è possibile? Mi sembra una cosa assolutamente di buon senso, detta finalmente da Conte, che però continua a non decidere, e questo crea tensione nel Movimento 5 Stelle. Ultimo aspetto, la campagna elettorale di Trieste, della quale parleremo questa sera. Quanti anziani ci sono in Veneto? Paola, lo dicono tutti i giorni, non me lo ricordo più io, centinaia di migliaia, non mi ricordo se su più di 490.000, gli over 80, l'ha detto anche l'altro giorno Zaia, non me lo ricordo, lo difende perché pensano allo stesso modo, quindi qua Nirvana credo faccia riferimento a Draghi e Speranza. Quindi Draghi di sinistra, ma dubito fortemente, Paola, che Draghi sia di sinistra. Comunque, ultimo aspetto, Trieste, la pochezza di questa campagna elettorale che non c'è. Ciao Luca, grande da Instagram, il nostro chef. La pochezza di questa campagna elettorale di Trieste, che non c'è perché si voterà, lo sapete, poi in autunno. E cosa succede quando c'è un gruppo che fa seriamente campagna elettorale, come adesso Trieste, tutti i giorni in strada, incontra le persone, poi bisogna vedere quanto è fenomeno social, quanto fenomeno reale nella città, ma ne parleremo stasera perché saranno tutti a ring. Lanciano questa raccolta firme per il mercato coperto perché non vogliono l'ennesimo supermercato, anche se non sarebbe questa l'idea del comune. 5.500 firme che fanno gli altri candidati sindaco, almeno altri due seguono questa idea, cioè quindi tutti contro Di Piazza, questo è l'essenziale, ma è abbastanza chiaro in una campagna elettorale contro il sindaco uscente. Ma il problema è che denota un po' una pochezza del dibattito, e ne parleremo stasera a ring, perché se una lista, adesso Trieste con il giovane Riccardo La Terza, lancia questa idea, subito dietro Francesco Russo, che dovrebbe essere il candidato sindaco del centro-sinistra con le sue idee, il suo percorso, no, lui segue adesso Trieste. Poi Bandelli di Futura, anche lui oggi seguirà questa idea di adesso Trieste, ma insomma saranno tutti ospiti questa sera a ring e ne parleremo a partire dalle 21. Avete condiviso? Cosa c'è qui? Ancora qualche messaggio? Allora, ci vediamo stasera alle 21 a ring. Saluto tutti, anche gli amici di Instagram. Vi ricordo ore 21 a Tele4, pronti per stasera. Brava Rossella, grazie a tutti. Ci vediamo sul sito ferdinandavarino.it. Buona giornata.